l'ho visto. Oh, meno male, sì. Che è successo? Oh, niente, Angelo, solo un capo... no, niente, è stato solo un capogiro. Un fantasma? Sì. A cosa che non mi vai a dire, oh, prima di ova, mi miei sali per quella panissa molla di da Serafina. E finito, fai le odore, cosa aspetta che ti ho gambino? Ma caccia, sale proprio vivo. Sono vivo, non si vede, poi perché ti mi fai questa domanda? Perché Muscià, forse già sapesse. Oh, che momenti che mi passano! Terribili! E non è detto che sei già finì. Muscià non ha fatto più già arrestato. Ma perché? Che c'è un po' ne sei stanca o che? Mi pare un fantasma. Mi sono spaventati. Forse benedetti da Dio! Perché Muscià se già sapesse. Ma non siamo come dicono. Non lo sapremo mai come dire. Che dico? C'è mega morto, c'è lì un fantasma. Sta tranquilla, no, non è un fantasma, a quanto pare si è ripreso. Sì. Sta bene adesso. Sì, un po' di male e testa, ma leggero. Per il resto mi sento bene. Ma senti che ha la chance, Perché Muscià, suo padrone, visto che Muscià, ma dei mego e fitto. visto che bisogna dirlo, visto che Muscià se ne pigiò, ecco, a Masardo a dirlo. C'ha la viu in piccolo delitto. Sì. Il notaio è già venuto. non lo sa venire. Calma. C'ha la viu un piccolo deliquio e c'ha fatto pigiare uno spavento perché con tutto bene che vuoi, sapevano che non capisce niente da fare. Caiga proprio. Spavento. Pure la Serafina si è spaventata. Sono svenuta. Tre volte. 3 volte sono svenuta. E ogni volta peggio dell'altra. Io pure ero così disperato da essere andato di là per gettarmi. Si do balcone. No, sul letto a piangere. Via. Se c'aveva della sostanza si troverà tutte le sue duce in supera e lacrime. Vabbè, mi ringrazio per questa dimostrazione d'affetto, ma dimmi un po', questo deliquio le dio tanto? Beh, sì e no. Dipende. Ecco. Sì, vabbè, ma se le come viviate, sai a uscire, ma dico, allora bisogna pigiare di provvedimenti, agire di conseguenza, metteva un po' di me a farli. Sì. Allora, bisogna subito assicurare me Nevo Nicolini e lasciare tutte le mie proprietà, Sì, va bene, non sa nessuno, Sì, ma... quindi quando arriva un notario a fare, vedo fuori il testamento. Un testamento, ma mi sa che bella moglie che sta giocando a memoria. Gli ho detto prima, è già venuto. Ma su medico sa non si ricorda. Quello delitto te l'ha fatto il brutto delico soprattutto su te pigiata a testa. Ma su medico, ma non si ricorda che le veniva un notaio, le gli accettò e lui scriveva e lei già dettava. Voleva assicurare per me come mi aveva promesso. Volevo fare, ma... E siccome quelli due anghetti del Frascinello che aveva mandato quei due tipi del tribunale, quello me lo ricordo. non sa per vendicarsi, ci ha deciso di lasciarmi da vive. Quello non me lo ricordo. È colpa di delitto che era fatto scordare. Quindi, vorrei dire che il testamento mi l'aveva fatto. Certo, è stato scritto. Davanti ai testimoni. Meno che però me l'hanno detto. Ma me l'hanno detto. Le affina al magistrato del tribunale. Vabbè. Allora se tutti gli altri dicono sì, se gli altri sì, deve essere colpa di me malessere. Giusto. Dimmi un po', questo testamento, ve ne sei fatti fare È proprio lì. C'è proprio lì una copia per farla. Nuova che veniva bella. Le sembrano un po' fiate che vedono i speggetti. Ah no, sentimi, signorina mi dispiaceva. Dunque, sostituischerei tutti i miei beni, mobili ed immobili, Sì, va bene, quello lì, denari, va bene, mi sta stabilire, sì, dai, cose. sì. Ecco, sì, questo sì. Sassate, poi tutte quelle pappardelle lì e chi le vede? Sì, allora, sì. Prima che saeva la disposizione del pagamento. E vediamo, Allora,
Ordino di pagare i miei debiti. 50 scudi all'oste Guglielmo, detto il Gobbo, e altrettanti al Pitaluga, oste del Colle. Ma mi nuovo manita che fa con sti chi? Suo padrone, io non so se gli deve veramente, però in coscienza posso affermare che a me me l'hanno domandato di una volta. Allora, vado avanti. Ecco, un attimo. A Zaninga, è mia cameriera, a titolo di gratitudine per i massaggi fattimi, lascio scudi 2000 una tantum, a condizione che sposi Simone. Cose 2000 scudi? Va bene, devo diventare ma loro non mai detto una cosa seria. Ma Suo Che padrone, scritto ma chi è? lasciamo schifo. Eh, Ma chi può sapere di tutti quei massaggi che ho fatto in tutti questi Va anni? bene, conti, ne parliamo poi. Ah, Andiamo avanti. Sì, allora, al soprannominato Simone, riconoscimento dei servizi fattimi, lascio 1500 scudi annui, vita naturale durante. Sì. Suo padrone mi ringrazia. E mi mando un sciaffurca per un mascazzo. Ah, ti messo tanto grosso imbroggio. Ma me non posso aver detto da bellinate Che vabbè, ma lasciamo che c'ha la petto. Sia generoso. Ma no, a me non posso aver detto delle cose peggio. Ma no, non da si- me mi è finito un notaro fratega. Ci voglio scalgiare con tutto testamento, altro che generoso. Ma sì, ma c'ha l'idea quello che l'ha petto. Ti lasciano poi puttane in. Allora sì. Va bene, generoso, ma vediamo un attimo. Sta stacca dove sta già? Che avevo in portafoglio, dove vuole finire? Ah, ce ero l'ho io. per i ladri. Ce l'ho io, me l'aveva dato a me per tenerla al sicuro. E lì dentro anche le palanche, dove sono finite? Ah, le date sempre a me. Abbiate. E a me Perché? A me per pagare il notaio, sai? E a me per ogni evenienza cusciscia mi ha detto. Ma abbiate, ma perché? Ma dico, ma abbiate sei di brutti mascarsui. Non si ricorda per via del delitto. Un gran brutto delitto, un gran brutto delitto. Ma basta con questo de storia di liquido mancamento. Ma mi spedisci un sciaffurca brutti mascarsuine. Ci abbiamo un notaro fravega e se cose sono andate come spenso mie, ve denunzia a forza pubblica, vedo che stai fatta giustizia. O vedo anche lì, ah, o pretendo Oh, non Adelaide, anche voi c'è calata giù? che non sei domo di parola. Mi? Poche ore fa, proprio in questa stanza, avesse impegnato a maiave con me figlia. Ma... Avessi il coraggio di negarlo, voi me l'hai domandato e mi ho detto un consenso di fronte a testimoni No, non nego, ma si trattò che... di una formale promessa di La matrimonio. promessa, vabbè, parole caccenza e là. Per fa su causa, o parlò con l'avvocato dove ci fia il giudizio per rottura di promessa di matrimonio e conseguente danno morale alla famiglia. E vabbè, sì, abbiamo promesso, Beh, ma non posso mantenere. Vi mangiò tutto quello che è. L'avvocato pensa di pignorare tutti i vostri averi, pignoramento cautelativo. Pignoramento? Ve credevi di fare furbetto, ma con Adelaide dell'egua smorta, a non se lascia mettere addosso da nessuno. Ricordevi che buffette crociate. Anche voi? Ti stai zitto, Cavarone. Vi offro l'ultima possibilità di mettere a posto questa faccenda. Di sposare mia figlia alle condizioni stabilite. Vi consiglio di pigiarlo un geo e di ringraziarmi per la mia buona volontà. Vi lascio tutto il tempo, 10 minuti. Ho proprio paura che non potremo più sposarci. Né per Maso. Ma nessun veggio. Sì, è decrepito. Un catorcio vivente. O le chiude là che ne sa. E sono anche marotto. Dice Marotto e anche prima, ma per dire scino che voi una gran forza. Ma me se non accetto che finisce a quando mandò. Ma d'altra parte, a chi mi guardo? Posso scambiarmi parole conosciute. Parlate pure. Se c'è disposto a fare per uscire fuori da questo Tutto.
Anche a dare benestà quello testamento. Ma veramente? Lasciate. Aspetta un attimino, sì, ma davi un me benestare. Seguiu? Sì, ma solamente. Lasciami da carta gianca per uscire da questo paciugo. Ma... O prendere o lasciare. va bene, sì, però mi raccomando, con un po' di giudizio, Lascia stare tranquillo. Signori, usciumenego ulavi un'idea che a me pa che posse, come diciamo quelli che hanno studiato, salvare capra e cavoli. Sentimmo. Usciumenego l'ha deciso di nominare eredi universali in parti uguali, usciuni culin e la signorina Serafina, a patto che lui si spusan. In questo modo che saieva comunque un matrimonio e a casa dei Guasmorta si imparentieva o mesimo con quella di Tavarun. Non sei la mesima cosa. Ferme finire dopo me die vostre impressioni. Usciumenegu pensava di passare ai due sposei fin tanto che Leo scampia e tutti gaudemo lunga vita in contributo di 2000 scudi l'anno. Non finito. A donna Adelaide, per compensare di tutti i scandali a scala sociale che chiacchina, ha riconosciuto un contributo di 1000 scudi l'anno. Naturalmente donna Adelaide ha rinunciato a qualunque azione civile e penale nei confronti del signor Domenico Tavaroni. Cosa ne dici? Che ha finta fuori su miei rimetti che non so se mi conviene. Anche me non sono d'accordo. Va bene, ma io rimetto sempre me. Qui bisogna giocare d'astuzia, mi venga dietro. Allora. E io dovrei sposare la figlia di una donna che vorrebbe portare in tribunale e forse perfino in prigione il mio adorato Barba? Mai! E io dovrei diventare l'oggetto di una squalida transazione economica? Mai! Oh no, Nicolì, ti ordino di sposare signorina Serafina. Dico mia sì, Serafina, tu devi sposare Nicolino, te lo ordino. Allora accettate tutti i termini dell'accordo? Vabbè, sedeva, certo. Solo per far contento Barba, Per titolamento a posto. Tranquillo.